Sì. Va ora in onda la rassegna stampa. Bau bau, un bau bau non si vede mai, è sempre solo miau miau miau. Guarda, guarda con cosa vi comincio la rassegna stampa, con le immagini più belle degli ultimi mesi di Sammy Varin, calendario inverno primavera cosa? No, attenzione, le immagini che state vedendo in radiovisione non sono quelle di Sammy Varini in costume da bagno o in tuta da sci, no, sono quelle di alcuni, ma sono soltanto alcuni degli ospiti che ho avuto negli ultimi mesi qui negli studi di Radio Libertà, ma sono pochissimi in confronto a quelli che effettivamente sono girati da queste parti. Bene, questi sono gli auguri di Buon Natale che Sammy Varin lancerà, inoltrerà a tutti coloro che questa mattina mi scriveranno un WhatsAppino al 340 6709 659 340 6709 659. Tanti faccioni di Sammy Varin, ma soprattutto tanti faccioni di ospiti, ragazzi, ragazze, giovani, meno giovani, artisti, registi, colleghi di radio, di televisione, insomma, ce ne ho messi dentro veramente tanti, ma poi mi sono accorto che moltissimi li avevo lasciati indietro. D'altronde un biglietto d'auguri audio e video non può essere di mezz'ora, capito? Pazienza. Per ringraziare tutti coloro che hanno voluto passare a trovarci negli studi di Milano in via Bellerio 41, ma soprattutto che hanno scelto Radio Libertà come mezzo di espressione, e per ringraziare voi ascoltatori che siete sempre in tantissimi, nonostante la nostra sia una piccola radio di nicchia, una radio che vive addirittura, pensate un po', attraverso il vostro contributo volontario sul conto corrente postale 37671294 o attraverso il sito internet radiolibertà.net, quei 5 euro che Sammy Varin vi chiede ogni giorno. E che palle, ma vai avanti ancora a chiederlo durante le vacanze di Natale? Sì, ancora di più, perché so che molti di voi sono a casa in vacanza o magari ci ascoltano dalla montagna prima di andare a sciare, lo so benissimo. Radio Libertà si ascolta in DAB in tutte le località sciistiche e magari quei 5 minuti per andare sul sito radiolibertà.net, cliccare dona e darci una mano ce li ha. Intanto buon Natale da Sammy Varin, eccolo qua il faccin di Sammy Varin. Grazie a Simone Due che è tornato in nostra compagnia. Avanti, 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 ma soprattutto grazie a voi che siete presenti, tantissimi anche quest'oggi, pronti ad accogliere gli argomenti che Sammy Varin vi lancia sul tavolo, ma ve li lancio proprio, e soprattutto per mettervi al corrente di cosa succede, di cosa si muove sui quotidiani, su quelli che saranno gli argomenti del giorno su cui discutere qui a Radio Libertà, ma anche tra parenti, amici. E poi ricordiamo, siamo all'antivigilia di Natale, 23 dicembre, ormai è conto alla rovescia per quei pranzoni, per quei cenoni, e a tavola di cosa parlare a tavola? Guarda, è un argomento spinoso questo, dipende molto dal parentame che c'è seduto. Io personalmente il mio comizietto me lo faccio sempre, anche perché poi ormai mi conoscono e sanno, poverino, lavora a Radio Libertà, eccetera. Io scaldo gli animi a un certo punto della serata e devo dire, molto spesso metto sul tavolo proprio gli argomenti che sono più interessanti anche per chi non vota Lega, non vota centrodestra. Sì, non finisce a botte, sappiatelo. Però, ogni tanto qualche ideuzza bisogna lanciarla,
anche al cenone di Natale. Siamo tutti più buoni, sì, ma non siamo mica coglioni, che cacchio. 340 6709 659, avete capito bene? Questa è una rassegna stampa molto sui generis, nel senso che non vi leggo nessun giornale. Come no, certo che ve li leggo, ma aspetto un vostro responso, certo, un vostro commento a caldo alle notizie che vado a leggervi, inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659, d'accordo? A tutti coloro che mi scriveranno, in omaggio, gli auguri di Natale di Sammy Varin, quelli che vi ho fatto vedere prima in radiovisione, e c'è anche la canzoncina. Non dico nient'altro, c'è la canzoncina, non l'ho fatta sentire perché no, mi vergogno, però no, sono io che canto, non vi dico niente, non vi dico niente. Andiamo sul sito del Corriere della Sera, come tutti i giornali, si apre con la manovra, piccole tasse e sanità. Ecco che cosa cambia. BTP e Prima Casa escono dall'ISEE. Queste sono le novità che tra poco vi illustrerò andandovi a leggere i quotidiani. Andando su Repubblica, vediamo cosa mette: rimborsi ai dipendenti, spese per trasferte e missioni non vengono tassate. Questa la circolare del fisco. E poi la legge di bilancio, bloccato in extremis blitz contro i lavoratori poveri, Giorgetti, non c'è austerity, chiaramente sempre in ballo con questa manovra, manco fosse successo chissà che cosa, quando ogni anno è la solita menata, quindi state assolutamente tranquilli. La Russia può attaccare Starlink, è l'allarme della notte da parte delle intelligence occidentali. Lo Starlink è il sistema di satelliti che permette di ragionare di guerra agli ucraini, glielo abbiamo prestato, ma permette di fare tante cose anche qui in Italia. Quindi, e che succederà? Orrore e raccapriccio. Intanto andiamo subito sui quotidiani. Sì, oggi sono assolutamente d'accordo di partire da una notizia veramente terribile. Cioè, raramente ho dato una notizia del genere, ragazzi. Devo andare sul Fatto Quotidiano, eccolo qua. È l'unico che mette questa notizia in centro pagina come fosse la notizia più importante, e io non posso fare a meno di darvela come notizia importante. Siete pronti? Tenetevi forte. Se state pucciando il biscotto nel caffè latte, toglietelo immediatamente perché vi cadrà dentro, non lo ritroverete mai più, signori. Attenzione, il Colle taglia l'urlo all'inno di Mameli. No, cioè sì, cioè no, cioè è stato eliminato il sì dopo il finale. L'Italia chiamò e tutti sì. C'è, capito la notiziona? Fratelli d'Italia ISO, aggiunge il titolo. I militari contrari. Il decreto firmato da Mattarella nasce da una proposta di Meloni per cerimonie con bande delle forze armate. Cioè, ma come facciamo adesso? Cioè, alla fine dell'inno di Mameli non si dovrà più dire, non si potrà più dire sì. Ma è una cosa terribile. Ma è terribile, signori. Tanto che addirittura io entro all'interno del Fatto Quotidiano, giuro, non l'ho mai sfogliato. Sono quasi emozionato. Sono andato a pagina 10 del Fatto Quotidiano. Eccolo qua. L'Italia chiamò sì, ora non più. La mano del Colle abolisce l'urlo. L'irritazione dello Stato Maggiore della Difesa. È Marco Lillo che scrive questa questa cosa assolutamente. No, ma io capisco molti di voi. L'Italia chiamò sì. È come il giuramento del militare. Lo so che siete in pochi ad aver fatto i militari, perché non è più di moda, ragazzi. No, nessuno più ha voglia di fare ste cose, ma prima o poi seriamo, Cioè, a un certo punto alla fine si diceva lo giuro, E naturalmente non si diceva lo giuro, ma eravamo tutti leghisti in quel momento e urlavamo lo duro.
davvero, ma non ci credete? Vabbè, è una cosa da uomini, chiaramente, voi ragazze, voi donne, queste cose, però se mi abolite l'oduro, ma io non faccio più volentieri il militare, no? Che cazzate, dobbiamo leggervi. Allora, Marco Lillo, vi leggo solo 10 righe, promesso. Non si potrà più gridare sì alla fine dell'inno d'Italia, pur usi ad obbedire i militari che in queste ore ordine stentano ad eseguire. Si tratterebbe dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, adottato su proposta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2025. Poche storie. Quel sì, gli italiani dovranno trattenerlo in petto. Scelta del Colle, ma di un partito che fa di nome Fratelli d'Italia, signori. L'ordine perentorio è contenuto nel foglio dello SMID numero. Lo Stato Maggiore Difesa ha disposto che in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale, ogni qualvolta venga eseguito il canto degli italiani nella versione cantata, non dovrà essere pronunciato il finale. Siete rimasti basiti, lo so. Vi ho rovinato la giornata, voi che pensavate di uscire a fare le ultime compere. Io devo ancora comprare il pranzo, la cena di Natale. Che cacchio faccio da mangiare a Natale? E niente, l'Italia chiamò e non si dice niente. Allora, io vi dico la verità, lo sapete, arrivo dalla vecchia Lega secessionista e quindi solo a sentire l'inno di Mameli non sto benissimo, ho qualche problema, inizio a grattarmi, dopo un po' mi viene da vomitare, quindi proprio di questa cosa non me ne frega assolutamente niente. Perché penso che ci sia stata una grande fregatura quando questa Italia si è unita, ma ne parleremo un'altra volta, alla fine sono qui per fare il tifo ugualmente per l'Italia, ci mancherebbe a denti stretti, però questa cosa l'Italia chiamò sì, era quasi, sai, un orgasmo finale, capisci? Siamo in fascia protetta, Sammy Varin, antivigilia di Natale, tu mi parli di orgasmo finale. Scusate, è l'angioletto che mi parla qui dalla parte destra della spalla. No, vabbè, ditemi cosa ne pensate. 340 6709 659. Frega niente. No, perché se non ve ne frega niente, in mente su Avvenire. Avvenire, Pizza Balla Gaza parla di ricostruzione, a Gerusalemme poche luci, è il taglio alto del quotidiano di ispirazione cattolica Avvenire, ma in centropagina giustamente si parla di manovra a manovra sorpresa. Oggi la fiducia al Senato. Il ministro dell'economia difende la prudenza e i risultati ottenuti. Scudo per le imprese con i contratti pirata. Giorgetti, il Parlamento si adegui. Giustizia, a marzo referendum di 2 giorni. Critiche alla riforma dalla Corte dei Conti. Hai visto quanta ciccia, ragazzi? Oggi siamo ciccioni, Tormentato fino alla fine il cammino della legge di bilancio. L'ultimo giorno del sito del Senato vede in fuga polemica sull'emendamento di Fratelli d'Italia che consente agli imprenditori che non hanno pagato adeguatamente i propri dipendenti di non corrispondere la differenza nel caso si siano attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Schlein e Conte, una vergogna. Giorgetti in aula si difende sulla contrazione dei tempi. Da anni siamo in monocameralismo di fatto. Dal Consiglio dei Ministri, prime norme in vista del referendum sulla separazione delle carriere. I giudici contabili preoccupati della riforma della Corte dei Conti, conseguenze per l'erario. Questo il sunto secondo il quotidiano Avvenire, ma vi prometto che non vi romperò le balle più di tanto. So che quelli che scelgono Sammy Varin nella rassegna di Radio Libertà vogliono gli argomenti, quelli
veri, anche perché queste sono cose trite e ritrite, ne parleranno per giorni, giornali e telegiornali, sotto Natale, dopo Natale, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno. Parla la garante dell'infanzia, signori, e qui quasi una notizietta. Quotidiano Avvenire, notoriamente quotidiano di sinistra, tira in ballo il cambio di sesso. Ma quale reale consenso può dare un adolescente tredicenne al cambio di sesso? Way. Oggi il quotidiano cattolico intervista la garante dell'infanzia. Si è svegliato un po' tardi perché l'hanno già intervistata negli scorsi giorni, ma meglio tardi che mai. Fino a che punto un minore può decidere sul proprio corpo e sulla propria identità, e chi è chiamato a garantire che quella scelta sia davvero consapevole? Il caso di La Spezia, con il tribunale che ha rettificato il sesso di un adolescente all'anagrafe, finisce sotto i riflettori dei media. Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza, dice: la disforia in età evolutiva va seguita con attenzione e supporto, evitando interventi medici precoci. Chiaramente la scusa era che questo ragazzino era già precoce di suo, e quindi precoce per precoce, e diamogli sta titolina che siamo tutti contenti all'ospedale Careggi di Firenze. Poi facciamo pure lo spottino. Torneremo certo sull'argomento, è uno degli argomenti di questi giorni e che fanno arrabbiare, ma soprattutto ci fanno preoccupare, con tutto rispetto per coloro che davvero ci sono in questa situazione. Cambiare sesso è una cosa mentalmente e fisicamente terribile, però bisogna essere sicuri. Farlo a 13 anni non è un po' prestino? Ecco la prima domandina che il Sammy Varina vi fa al 340 67 09 659. Stanno già arrivando WhatsApp. Ricordate, ogni WhatsApp che mi perviene riceverà in omaggio il video con gli auguri di Sammy Varini in costume da Sammy Varini con gli ospiti che abbiamo avuto in queste ultime settimane qui negli studi di Radio Libertà, ma soprattutto con la canzoncina di Natale che non trasmettiamo perché ho rispetto per le vostre orecchie, però è carina. 340 6709 659, una buona scusa anche per farvi iscrivere a tutti voi che non avete mai iscritto a Radio Libertà o che mai pensavate di fare una cacchiata del genere. Andiamo sul Corriere della Sera. Perché sul Corriere? Perché parla di Lega. In questi giorni molti hanno parlato di Lega, visto che sulla manovra, ragazzi, ci siamo tolti qualche piccola soddisfazione e soprattutto l'abbiamo tolta a voi ascoltatori, nel senso che nella manovra c'è molto di tutto quello che mi avete segnalato qui a Radio Libertà in queste settimane. Non ci credete? Parola di Luppetto. Intanto Corriere della Sera: autobomba a Mosca, ira di Putin. Proprio mentre si cominciava, non dico a parlare di pace, di tregua, però insomma si cominciava forse, l'ordigno sotto la vettura di Sarvarov a capo dell'addestramento dei soldati. Zelensky: aspettiamoci raid massicci, ma guarda un po', l'ucciso è un generale russo. Il Cremlino accusa Kiev, decreto armi, intesa vicina nel governo. Anche qui abbiamo tirato noi il freno a mano, perché lo avete tirato voi ascoltatori questo freno a mano. D'altronde la Lega è il governo e la scelta, sapete bene, e qualcuno negli ultimi giorni ha cominciato a indicarci la via, la porta, la scelta sarebbe quella di uscire dal governo. Se non ci stai a questo nuovo decreto che significa armi, ma non soltanto. Ecco, noi vogliamo che ci sia il non soltanto, ma non soltanto. Armi magari no. Vediamo cosa salta fuori. Si è tutto rimandato, è chiaro che bisognerà firmarlo e c'è poco da fare. Liti sulla manovra, salari e authority, i ritocchi del Colle.
è il Colle che ha fatto ritocchi. Stamattina ci sarà l'ultimo atto al Senato con il voto, l'intervento in aula del ministro Giorgetti, scelte prudenti, non austerità, rivendico tutto, l'importante è arrivare in vetta, ma l'opposizione attacca i ritocchi del Quirinale su salari e authority. La notizia del giorno, per quanto concerne la cronaca, non tanto quella dei bambini del bosco, sì, sai che roba, ti fanno fare il pranzo insieme, come sono buoni questi dei centri sociali, però non tornano a casa. I bambini del bosco, Natale anche col padre, pranzo assieme in comunità, o come siamo felici o come siamo contenti in comunità. Ma non è questa la notizia del giorno, e neanche quella che esce il film di Checco Zalone, signori, assolutamente no. Anche io non lo andrò mica a vedere, se me lo fate vedere a gratis, sì, ma spendere soldi, ma per favore, dove ce li ho? E questa la notizia da Milano, ancora una volta. Sta attento, Simone 2 a girare, te, mi raccomando, sono le baby gang cattive che te ne fanno di tutti i colori. Terrore per un quindicenne a Milano, ma non in periferia, non nelle zone buie, eccetera, in pieno centro, Corso Buenos Aires, rapinato da baby gang, terrore per un quindicenne, via abiti, cellulare e portafogli. Questa è la notizia del giorno, una delle tante, sì, ma mi fa impressione, prima di tutto perché ieri a Milano c'erano i miei figli, prima di tutto, proprio una sciocchezzuola. Secondo di tutto perché questo ragazzino, attorniato naturalmente da gentaglia, chiamateli Maranza, un tempo noi dicevamo sono i terroni, venivano i terroni, che erano i meridionali, le prime famiglie di meridionali che arrivavano qui al nord, e molti di questi avevano un modus vivendi un po' diverso dal nostro, ci rompevano le cose, ma non le scatole, capito? Rompevano le nostre cose. Noi eravamo bambini, che ne so, ci costruivamo una capanna di legno, facevamo tutte queste cosettine strane per divertirsi, per non fare del male a nessuno. Arrivavano loro, rompevano tutto quanto. Oppure un po' più grandicelli, quando iniziava a avere il Ciao, il Vespino, eccetera, arrivavano lì e con le loro motorette truccate, dai, dacci un po' di benzina, un po' di miscela, dai, un po' di miscela. Tu dici no, scusa, ce l'ho bisogno io. Oh, che cazzo vuoi? Iniziavano a darti le oh, cazzo vuoi? Questa è la famosa frase, no? Dandoti lo spintone. Ecco, questi erano i terroni che c'erano negli anni 70-80. Poi per fortuna si sono evoluti, vi siete evoluti, cari meridionali. Terroni non è un insulto assolutamente, avete capito come si vive qui al nord, si lavora onestamente, ci si fa il culo, non si ha tempo neanche per fare ste cazzate, e per fortuna ora facciamo squadra insieme contro adesso questi Maranza, che negli anni 80-90 li si chiamavano tamarri, ma era un luogo comune simpatico. Tamarri, sì, perché fanno qualche cacchiata, eccetera, ma non erano così pericolosi. Ora i Maranza lo sono diventati davvero, ma soprattutto non hanno 17, 18, 20 anni, 25, ne hanno 13, 14, 15 anni, capito? E a Milano, in Corso Buenos Aires, hanno accerchiato un ragazzino di 15 anni, facendosi consegnare giubbotto, vestiti, scarpe, cellulare e portafogli. Io non so questo come fosse vestito, ragazzi, si era agghindato proprio da super iper ricco. Fatto sta che poi volevano anche al bancomat fargli prelevare, non c'erano soldi nella carta, hanno fatto chiamare il figlio al padre chiedendogli di ricaricare la carta, e chiaramente il papà si è insospettito e ha avvisato i carabinieri. La cosa più pazzesca è che eravamo in centro Milano e che nessuno è intervenuto. Cioè tu vedi dei Maranza che fanno togliere il giubbotto, i vestiti, le scarpe, il cellulare, il portafoglio a un ragazzino e fai finta di niente. Tu dici ma erano le 2 di notte? No, erano le 7, le 8 di sera. E Milano era strapiena, ve l'assicuro, perché sono gli ultimi giorni di Natale. Questa, vi dico la verità, è la cosa che più mi fa male, perché capisco che non c'è più speranza.
scritto con la S minuscola, mi raccomando. Non c'è più speranza in questa Milano. La gente, oltre che essere di fretta perché devo comprare gli ultimi regali e non c'ho tempo, adesso devo avvisare la polizia che sono in Maranza, sono ovunque in Maranza. Il problema è che si ha paura, per cui si fa a meno, si tira dritto. Ditemi cosa ne pensate, per favore, perché è il nostro futuro. A Milano ci dobbiamo pur passare in qualche modo, e parlo di Milano, così parlo di Roma, così parlo di Napoli non ne parliamo neanche più. Si sono stufati i giornalisti di parlare delle sparatorie gambizzati, quella che quando si spara per aria, quella roba lì, esatto. Non se ne parla più neanche, ma no, non fanno più notizie, eccetera. Torino è schiava dei centri sociali, così come Bologna. Ditemi cosa ne pensate. 340 6709 659. Ora ci torniamo comunque. Intanto c'è Matteo Zuppi a pagina 6 del quotidiano Il Corriere. Oggi l'intervista al cardinale Zuppi. La pace deve essere giusta, un compromesso tra principi e realtà. Trump ha aperto finestre. Parla sul Corriere il presidente della CEI. Dice sì a un accordo sul fine vita. Il Parlamento segua la consulta. Parla anche di autonomia. Zaia mi ha rappresentato con intelligenza la sua posizione. Ci siamo capiti, ma non mi ha convinto. Ecco, quando mai? Vanno evitate discriminazioni nel paese. Cioè, ci siamo capiti, ma non mi ha convinto. A Zuppi! L'invito ad Atreyu. Parlo con chiunque abbia voglia di dialogare. Guai a pensare che farlo significhi connivenza. E poi il tema il welfare è significativo per tutti. Vedi, dell'autonomia non gliene frega niente proprio neanche a Zuppi. Ormai siamo lì, ce la facciamo da sola l'autonomia. Non tentatemi, dai, sono le 7:59, dobbiamo fermarci, minimo c'è la pausa musicale, una pausa bellissima, lo sapete, ogni mezz'ora un artista indipendente, ma alle 8 storicamente c'è quasi sempre un pianista, un bravo pianista. Oggi il guardiano del faro, Federico Monti Arduini, dal suo album Il venditore di sogni, evoca l'atmosfera festiva e la magia del Natale. Lo amiamo come il guardiano del faro, ma anche il guardiano del nostro Natale. Questo pezzo si intitola Il Natale più bello che c'è. Ascoltatelo in religioso silenzio, perché poi arriva anche una sorpresa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Uno splendido regalo musicale da parte del guardiano del faro Federico Monti Arduini dal suo album Il venditore di sogni. Questa è il Natale più bello che c'è. Ma attenzione, arriva la sorpresa, perché siamo in contatto io e Federico da anni, sono riuscito a convincerlo a ricominciare a suonare non solo il pianoforte ma anche il suo stupendo Moog. E allora l'altro giorno gli ho scritto chiedendo se ci faceva un salutino, se ci spiegava questo pezzo, e ho risvegliato qualcosa in questo signore che ormai veleggia penso intorno agli 85 anni, e lui mi ha risposto: quando ho composto il Natale più bello che c'è, volevo fare una canzone per il Natale e scriverne anche un testo che dicesse basta a tutto quanto di questo mondo io non capisco più. Basta alle guerre, basta alle lotte tra i popoli, basta agli stermini razziali, alle prepotenze dei più forti, agli egoismi, ai soprusi, agli inganni, alle truffe, agli stupri, ai rapimenti, agli anziani derubati, all'indifferenza per chi nella vita non ce la fa e così via, ipotizzando come se avessi potuto cancellare improvvisamente tutto ciò, e allora sì che sarebbe stato il Natale più bello che c'è. Però, per quanto ci provassi, non sono riuscito a fare questo benedetto testo, cioè doveva essere un pezzo cantato. Mi era venuta solo la frase finale, che potrai sentire nella brevissima registrazione che ho fatto questa notte, dopo che il tuo messaggio mi ha catapultato al piano per ore, rimescolando tutti i sentimenti e le emozioni di allora. Ho voluto inserire quel brano nel mio album perché le parole io comunque le ho dentro di me. Scusa il pippone, ma è colpa tua. E io ringrazio Federico Monti Arduini perché adesso ci fa ascoltare ancora un assaggio di questo pezzo intitolato Il Natale più bello che c'è, suonato appositamente per voi, ascoltatori di Radio Libertà, dal vivo, a casa sua, sul suo pianoforte, con quella frase finale che manca nell'edizione originale. Sul cursore faccio sentire questo splendido pezzo suonato appositamente per voi.
E allora sì, che questo sarà il Natale più bello che c'è. Uno splendido regalo per tutti voi da parte del guardiano del faro, Federico Monti Arduini, il Natale più bello che c'è, senza parole, perché sono tanti i desideri che vorremmo per questo Natale, soprattutto, come dico sempre io, la motivazione per cui vi sto irrorando di canzoni natalizie. Una tregua non soltanto nella guerra, ma una tregua nell'odio che ormai serpeggia tra di noi e che sembra non finire mai, anzi autoprodursi, si autoproduce ancora di più. Fa paura tutto ciò e noi cerchiamo di rifuggire da questa paura attraverso i vostri messaggi. E certo, al 340 6709 659 quelli che mi scrivono hanno in omaggio i saluti di Sammy Varin. Ciao ciao, no, il biglietto natalizio, certo che ho confezionato appositamente per voi con la canzoncina di Natale, ma soprattutto con gli ospiti, uno più bello dell'altro, che sono venuti a trovarci qua nei nostri studi di Milano. Buongiorno Sammy, più che il sesso bisognerebbe cambiare i cervelli, ci scrive Davide. Un abbraccio e buone feste a te. WhatsApp al 340 6709 659. Ricorda che a Milano erano minorenni stranieri con molti precedenti penali. Solo rimane la giustizia personale come vogliono loro. Prossima tappa? Speriamo di no. Assolutamente no, niente giustizia personale. Il problema, e lo so, è quello che ci rimprovera la sinistra. Tu dici, ma questi erano in giro, avevano già precedenti, come mai erano in giro, nessuno li ha fermati? Stessa cosa per i centri sociali, sono sempre gli stessi che vanno in giro a picchiare, a rompere, a distruggere, a sparare, perché sparano pure con questi petardoni, fuochi artificiali che fanno male. Li conosciamo benissimo da 20 anni, perché li lasciamo in giro? Allora, vi devo dare la risposta sincera o faccio un giro di parole politico? La risposta sincera è perché sono protetti. Ok? Ci sono due tipi di protezione. Certo, la protezione politica e la protezione di alcuni giudici o magistrati, che comunque è sempre politica. Meditate, gente, meditate. Oggi ci andiamo giù pesanti, assolutamente. 340 6709 659. Ditemi la vostra, cosa ne pensate di quanto sta accadendo, qualunque sia l'argomento che volete prenotare, tranquillo. Giovanni, per oggi, caro Sammy, solo tanti auguri belli e brutti. Grazie Giovanni da Bergamo, un abbraccione a tutti voi che magari mi state per spegnere per fare qualche giorno di vacanza. Portateci dietro, scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, cercate Radio Libertà sulla vostra radio DAB, ci si ascolta in tutta Italia, soprattutto se avete un'auto recente, ragazzi, schiacciate DAB sull'autoradio, è così facile e lì sentite un fracco di radio nuove. Ma perché esiste una carta straccia come il Falso Quotidiano? Scherza Marco, naturalmente, da Milano. Il Fatto Quotidiano, non falso, il Fatto Quotidiano si chiama. Santa pazienza. Lorenzo, ciao Sammy, il sì alla fine dell'inno nazionale era l'unica trasgressione a un testo che a molti in Italia fa venire l'orticaria. Comunque tranquillo, tra qualche anno verrà sostituito con una classica invocazione ad Allah. Buon Natale a te e a tutti voi di Radio Libertà. Grazie Lorenzo, applauso. L'Italia chiamò Allah. Non è male, L'Italia chiamò Allah. Forse anche meglio del sì. L'Italia chiamò Allah. Che ne pensate, signori? 340 6709 659. Il Fatto Quotidiano oggi lo mette proprio in prima pagina, questa scelta del capo dello Stato, d'accordo anche il Presidente del Consiglio, di togliere il sì alla fine della canzoncina. L'Italia chiamò sì.
Non si potrà più dire il sì, ma si potrà dire Allah, secondo i nostri ascoltatori meravigliosi. Grazie a chi mi fa i complimenti per la canzoncina di Natale e gli ospiti di Sammy Varin, ma ci mancherebbe, ragazzi, è una stupidatina che ho voluto regalarvi a tutti voi che mi state scrivendo al 340 6709 659. Invierò questa canzoncina con il video di alcuni degli ospiti che ci sono venuti a trovare nei nostri studi, non tutti perché sono tantissimi quelli degli ultimi mesi. La Lega che sceglie di continuare la guerra vedrà la sua fine. L'ultimo atto che Salvini può fare. Sai cosa ti dico? Mi dispiace per la scelta, ma Salvini deve decidere di lasciare la Lega. Capito questo laggiù pesante? Perché? Perché abbiamo deciso di continuare la guerra. Veramente siamo gli unici che continuano a dire no alla guerra. La decisione, e ve l'ho detta, io naturalmente accolgo, lo sapete bene, la nostra radio è una radio anche politica e quello che mi scrivete poi viene ascoltato dai politici, dai consiglieri comunali, regionali, ai deputati, ai senatori, ai ministri, ai sottosegretari, eccetera, eccetera. La scelta era quella di uscire dal governo, altrimenti. Ma ve l'ho detto, ci saranno ancora sorprese perché la decisione sull'invio di armi è stata rimandata alla fine dell'anno. Intanto, guarda qui, il bigliettino d'auguri della Lega, la segreteria provinciale della Martesana ci ha spedito gli auguri, guarda qua, grazie, scritti a mano come un tempo, e io ringrazio veramente, ci hanno portato il panettone da mangiare, da bere, auguri di un sereno Natale a tutto lo staff di Radio Libertà, da tutti i militanti della Martesana, grazie per tutto quello che ci regalate ogni giorno. E io con questo spezzo una lancia da guerriero per tutte le sezioni della Lega che ascoltano Radio Libertà, che si collegano con questa rassegna stampa anche attraverso la pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Siamo in diretta lì ogni mattina, ma il bello è che poi potete collegarvi in qualunque momento del giorno o della notte per sapere quelli che sono, è vero, lo ammetto, gli argomenti Lega, perché sono quelli su cui io punto, leghista da qualche annetto, sai com'è, punto su questi. Poi certo parliamo anche dei comunisti, molto ma molto volentieri. Auguri alla Lega provinciale, la segreteria della Martesana, un bacione a tutti voi. Rispetto alla realtà delle cose, la fattoria degli animali è la patria del diritto. Questo ascoltatore ritorna naturalmente sulla decisione di non decidere e quindi i bambini restano nella comunità, ma potrà venire anche il papà il giorno di Natale. Oh, come siete buoni! Per Natale vorrei vedere Ursula, Merz, Macron, Mattarella, Draghi in galera e Speranza, Bassetti, Crisanti, Burioni nella fossa dei leoni. Buon Natale! Ragazzi miei, state calmini, prendo le distanze, mamma mia, vai giù pesante Sammy, buon Natale, Paolo Collenghi, io? Ma siete voi che andate giù pesante, io sono diventato buono. A proposito, io sono qui anche a Santo Stefano, non fatemi scherzi, non è che mi fate parlare da solo tutto Santo Stefano, dalle 7:30 alle 10:30 siamo in diretta e poi dopo le 10:30 arriva Antonino Danna, niente scherzi. Ciao Sammy, sai dov'è Allah? È al bar. È vecchia là al bar, dai, e poi ti sparano però, attenzione, guarda. Ciao Sammy, auguri a tutta l'equipe e complimenti per la tua simpatia. Nella da Novara, eccola qua la bellissima Novara, faccela vedere la fotografia, Simo, faccela vedere, che bella, stupenda, e c'è ancora del bello, e il consiglio che il Sammy Varin vi dà è quello di trovare tempo per visitare qualche paese, qualche città, qualche presepe. A proposito,
proprio nel giorno di Santo Stefano, visto che casualmente sarò in diretta, vi darò dei presepi da visitare in giro per il nord, magari anche vicinissimo a casa vostra, ma che non conoscevate, viventi o non viventi, ma quelli viventi dove ti danno anche da mangiare è il massimo, ragazzi, presepi mangianti. Gli unici veri e documentati miglioramenti sono le situazioni economiche degli onorevoli a Roma o Bruxelles. Maurizio, ci mancherebbe, battagliamo anche per questo, li metteremo a dieta. Buongiorno, Zelensky ringrazia per il regalo di Natale, l'Italia 18 miliardi per altri water d'oro ed armi. Sono d'accordo nel continuare la guerra, sì, ma contro i Maranza, ci scrive Roberto. Bene, allora ho il permesso di proseguire sul Corriere, lo faccio molto volentieri, anche perché all'interno ci sono argomenti che ci piacciono, argomenti che ci danno la forza di fare battaglie e soprattutto argomenti che alla fine sono la risposta alle vostre battaglie, cioè quelle che mi state facendo che fatica a starvi dietro ogni giorno mandando WhatsApp al 340 6709 659, sono vere e proprie battaglie politiche, richieste, proteste. Le vostre proteste sono diventate proposte e proprio per questo in effetti questa manovra sa molto di Lega, anche se chiaramente i miracoli non li abbiamo potuti fare perché l'avete votata un po' pochino la Lega ultimamente e quindi non abbiamo tutto quel potere, ma qualcosa è cambiato. E allora sono sul Corriere proprio perché il Corriere regala molto spazio quest'oggi alla manovra, oggi il voto in Senato, i ritocchi del Colle sui salari, intervento anche sulla norma per le authority, il ministro dell'economia dice rivendico tutto, ma soprattutto, guarda qua tutte le belle foto, eccetera, eccetera, soprattutto il ritratto di uno dei guerrieri che abbiamo mandato avanti per voi da parte della Lega, il ritratto di Borghi, il guastafeste leghista, dalle pensioni al MES è sempre no. Lo spot sui social per l'oro al popolo. Sì, se cercate Claudio Borghi Aquilini, seguitissimo su X ma anche su tutti gli altri social, ha fatto una bella chiacchieratina spiegando effettivamente che tutto questo oro che l'Italia ha accumulato subito dopo le guerre, negli anni 60 eccetera, è degli italiani, non è della Banca d'Italia, perché se dici della Banca d'Italia praticamente è come se fosse della BCE. Che è antipatico? Se lo dice da solo, scrive Monica Guerzoni in questo ritratto di Claudio Borghi Aquilini oggi sul Corriere, ma se toccasse a lui scriverlo nero su bianco si concederebbe una bella A maiuscolo, A come antipatico. Claudio Borghi è sempre in diretta, probabilmente ci sarà anche oggi sotto Natale, ma ci sarà alle 18:30 o giù di lì qui su Radio Libertà ogni martedì. La modestia gli fa difetto, l'energia no, di quella ne ha da vendere, prova ne siano i chilometri che macina notte e giorno tra i corridoi del Senato e quelli degli studi TV. Claudio Borghi Aquilini, 55 anni e presunte gocce di nobiltà sulle foglie dell'albero genealogico, si è conquistato sul campo i galloni di gran guastatore della manovra di bilancio. I giornali sono zeppi di suoi ritratti, vergati a rischio e pericolo dell'autore, eppure ogni volta il turboleghista di rito salviniano ha qualcosa di nuovo da offrire. Negli anni il signor No del Carroccio ha raffinato l'arte di declinare in un crescendo di acuti i verbi boicottare, sabotare, smontare e via così. Un colpo alle opposizioni e un altro alla maggioranza di cui fa parte. L'euro? Giammai. L'Europa? Vade retro. Il MES? Una tonnara. La legge Fornero? Male assoluto. Il Green Pass? Obbligo camuffato. Il PNRR? Non sono soldi gratis. Il patto di stabilità? Insostenibile. Mattarella non è un papa. Nel giugno 24 si ritrovò mezza Italia contro per aver invocato le dimissioni di Mattarella. E i soldi all'Ucraina? Adesso basta. Signori, qua mi fermo, ma il ritratto di Monica Guerzoni
canzoni di Claudio Borghi Aquilini quest'oggi sul Corriere è assolutamente da leggere, ma lo sapete, io vi metto la pulce al naso, la mosca, era una mosca, al naso, e poi voi decidete se trovare questo articolo in rete o se naturalmente andare in un bar e leggervi, comprare il Corriere mai, ma leggere il Corriere mentre vi bevete un caffè al bar. Sono sempre sul Corriere perché fa discutere, ma non tanto il Corriere, la decisione di Mattarella. Lo sapete, c'è questa usanza, le grazie, prego, sono arrivate le grazie. Chi è stato graziato? Sta facendo dei gesti osceni il nostro regista Simone Due, censuriamo naturalmente la tua oscenità. Dall'omicida allo studente scafista, Mattarella concede 5 grazie Mattarella. L'uomo uccise la moglie malata, il libico deve scontare ancora 9 anni. L'ok di Nordio, la Lega, stupiti. Allora, c'è un paginone sui graziati dal Presidente della Repubblica, quella che ci fa inorridire, mi viene subito da grattarmi, che cavolo, c'ho il fuoco di San Samuele, oh! Grazia parziale è stata concessa ad Abdelkarim Allaf Ahmad. Aveva 20 anni quando il 7 agosto 2015 arrivò in Italia su un'imbarcazione carica di migranti con 49 persone morte per asfissia nella stiva. La famigerata strage di Ferragosto, raccontata nel film Fuoco a mare, e non l'ho visto, Fuoco a mare non l'ho visto, e chiedo scusa dell'ignoranza. Io ho visto Io Capitano e m'è bastato, ragazzi. Fa impressione, te li fa vedere come una cosa che ti deve far venire pena, non è, ma va, non hanno mica compiuto un reato assolutamente, eccetera. E vabbè, questo era uno studente di ingegneria, promessa del calcio, e come scrive la ONG Sea-Watch, una fonte naturalmente attendibile, aveva cercato in ogni modo di raggiungere l'Europa insieme a 2 amici. Volevano continuare a vivere, studiare, giocare a calcio. Senza vie legali di accesso sono stati... Perché senza vie legali di accesso? Non ci sono le vie legali di accesso. Sono stati costretti, come tanti altri, ad affidarsi ai trafficanti. Ma quando arrivarono in Italia, Allah e i suoi compagni, in quanto libici, furono subito individuati come presunti responsabili e condannati sulla base di poche testimonianze raccolte dopo lo sbarco da persone sotto shock, condannati a 30 anni di reclusione. Insomma, erano morte 49 persone su quel barcone, non è una stupidata. Bene, anzi male, dopo 10 anni in carcere, dove ha dato prova di un proficuo percorso di recupero e tenendo conto del contesto particolarmente complesso e drammatico in cui si è verificato il reato, il capo dello Stato gli ha concesso, con l'autorizzazione del ministro della Giustizia Nordio, una grazia parziale che estingue una parte della pena detentiva ancora da espiare. Allah dovrà rimanere in carcere altri 9 anni e non 20 come previsto, un provvedimento che suscita stupore e perplessità in ambienti della Lega. Siamo gli unici che rimangono stupiti e perplessi. Non erano mica 2, c'erano anche gli amici non si sa che fine ha fatto, sono scappati. Fatto sta che c'è un paginone certamente sulle grazie che sono arrivate da parte del capo dello Stato, non solo lo scafista, ci sono anche altri casi eccetera, ma quello dello scafista ci ha fatto un po' impressione e vedremo che c'è qualche altro quotidiano che per fortuna gli dà un po' più importanza. L'importanza questa invece gliela danno quasi tutti, solo sulla Stampa c'è un riquadretto piccolo perché loro hanno altri problemi. A pagina 20 del Corriere, eccola la notizia del giorno: la gang gli porta via anche le scarpe, che non è la prima volta che succede a Milano, ma questa volta ha fatto notizia. 15enne chiama il papà che lo salva.
Milano, picchiato in corso Buenos Aires. Al genitore voleva chiedere i soldi per i rapinatori. Cesare Giuzzi ne parla, 20 minuti in balia delle baby gang, cinghiate sulle gambe per minacciarlo, spogliato e derubato del giubbotto, della felpa e delle scarpe e poi rapinato del portafoglio e del cellulare, fino alla richiesta di farsi ricaricare la carta prepagata dai genitori e la telefonata con il padre della vittima, dirigente amministrativo del settore universitario: se non versi 100 euro uccido tuo figlio. Vittima, uno studente di 15 anni che domenica sera è stato aggredito e rapinato mentre era con gli amici da 4 giovani, 3 minorenni, tra Porta Venezia e Corso Buenos Aires, nel centro di Milano. Un 20enne tunisino è finito a San Vittore, mentre un 16enne marocchino, un 17enne siriano e una 15enne marocchina sono stati portati al CPA del minorile Beccaria. Ah, tutti allora immigrati o figli del barcone. Sembrava che ci fosse anche un'italiana, che fosse italiana, quella che sta imparando chiaramente a fare il mestiere, no? Mi fermo, ma sul Corriere, per fortuna, almeno sul Corriere c'è un paginone anche con il verbale e le parole del padre. Al telefono una voce diceva: o versi 100 euro oppure lo uccido, proprio tutto verbalizzato, una cosa schifosa. Ma ancora più schifoso, perdonatemi, è il fatto che non è successo in una periferia o di notte, non c'era nessuno e allora dobbiamo andare a cercare le telecamere di sorveglianza. Ragazzi, è successo in Corso Buenos Aires a Milano. Siete mai stati in Corso Buenos Aires? Meglio non andarci, è un casino con tutte ste piste ciclabili, eccetera. Rimanete bloccati per l'eternità. Ma passavano centinaia e centinaia di persone, erano le 8 di sera, avanti e indietro in cerca di regali. Nessuno ha detto bah. Questa è la cosa che più fa paura. Si ha terrore di questi maranza. C'è indifferenza? Sì, ma soprattutto c'è paura. Credete a me, così non si va più avanti. Bisogna dare risposte. La risposta deve essere politica sicuramente, con delle leggi ancora più cattive, con una T sola, ma ci deve essere anche una risposta di giustizia. E il problema è che se noi facciamo le leggi e poi non vengono applicate, ci se ne fotte, perché c'è qualcuno che li protegge questi, qualcuno che dice: poverini, sono figli del barcone, è lo scafista che voleva giocare a pallone, e certo, lui non ha fatto niente, assolutamente, lo graziamo, punto di domanda, sì! E allora restate lì, ragazzi, perché voglio farvi arrabbiare, anche se siamo all'antivigilia di Natale, ragazzi. Io sono fatto per quello, sono pagato poco, ve l'assicuro, ma lo faccio con amore questo mestiere, per farvi incazzare. E allora tra pochissimo vi leggerò la prima pagina del quotidiano La Verità, che questa cosa la mette proprio in prima pagina. Il tempo della pubblicità ed una splendida canzone, te l'ho detto, io insisto con le canzoni natalizie, voglio una tregua nell'odio che c'è tra di noi. Un pezzo di Matteo Manfucci, Silent Night, tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice in azione sull'Italia, maltempo su molte regioni. In mattinata piogge e rovesci praticamente su tutto il nostro paese, con nevicate copiose sulle Alpi occidentali, oltre 1200 metri. Su Cunese possibili sorprese a bassa quota. Nel pomeriggio poche variazioni, ancora condizioni di maltempo a larga scala, precipitazioni abbondanti specie al centro-sud, meglio all'estremo nord. Temperature in calo, venti sostenuti a rotazione ciclonica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Buongiorno
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza né la qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchè Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese. In italiano: Alberto, vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redemptor, tu che vati a lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar, luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redemptor, tu di stirpe regale del cuor, tu virgineo mistico fior, luce d'oro
pace infondi nei cuori. Silent night, holy night, all is gone, all is right. Come, you Virgin Mother and Child, all in form so tender and mild. Sleep in a heavenly sleep. Sleeping in a Eccolo il mio buono proposito per queste ore natalizie. Usciamo dalle trincee e abbracciamoci, come accadde tanti anni fa durante la Prima Guerra Mondiale, che queste nenie natalizie possano portare un po' di serenità, ma soprattutto un po' di tregua dalle guerre, che sono tante, non c'è soltanto quella con l'Ucraina che agisce soprattutto sulle nostre tasche, ma anche, certo, guerre di pensiero, guerre non solo di pensiero, perché poi diventiamo cattivi e meniamo e uccidiamo. Chissà che continuando a trasmettere queste nenie natalizie qualcosa cambi, tu dici aspetta e spera, intanto io ci provo, altre radio quasi niente, o se ti mettono i soliti pezzi delle grosse grasse case discografiche che dovete imparare a memoria anche se fanno cagare. O a proposito non di cagare, a proposito di tradizioni, non cambiate frequenza perché alle 11:30 intervisto il campione europeo di organetto. Sapete cos'è l'organetto? Voi del centro, del sud e della Sardegna sicuramente sì, qui al nord si usa di meno. È una specie di fisarmonica, ma l'organetto è bitonico, praticamente ogni bottone produce un suono diverso, quindi è anche molto più difficile da suonare, tipo la fisarmonica, capite? Se soffi fa un verso, se aspiri ne fa un altro, l'armonica a bocca, dicevo. Allora, cosa succede alle 11:30? Intervistiamo questo ragazzino che non arriva a 20 anni, campione europeo di organetto. Chiaramente ci farà ascoltare qualche sua composizione, gira in tournée, soprattutto nel sud, Teramo, Abruzzo, quelle zone, richiestissimo. A proposito di tradizioni e di un Sammy Varin che non molla, se state ascoltando Radio Libertà, ragazzi, siete del mio pensiero, dite la verità. No, non è vero, Gian da Brescia vuole Giulio Cainarca, mi manca la rassegna stampa di Big Kai, come lo chiamo io, non c'è la possibilità che torni almeno una settimana al mese. Gian, scrivigli, il nostro Giulio Cainarca, condirettore di Radio Libertà, mi ha mollato la rassegna stampa ormai da ottobre dell'anno passato, e io resisto. È chiaro che lui non se n'è andato, ma c'è la trasmissione un po' più tardi, verso le 10, 10:30 del mattino, viene in onda con uno speciale ogni giorno potentissimo. Svegliarsi prima delle 5 del mattino è pesante, ma soprattutto lui ne aveva veramente le scatole piene di questi quotidiani, anche perché
La sua rassegna stampa era molto più tecnica, specifica, più importante. La mia è una cosa molto più leggera, inventata per avvicinare alla, speriamo, buona politica tanta gente che altrimenti non ascolterebbe la rassegna stampa, ok? Quindi io cerco di divulgare, sono divulgativo, sono un ignorante come voi e molto più di voi, ma cerco di divulgare quelli che penso, data la mia esperienza di quasi 50 anni di radio, che siano argomenti che vi interessano. Intanto tanti WhatsApp al 340-6709-659. Vi ricordo, tutti quelli che mi scrivono un WhatsAppino avranno in omaggio il video di Sammy Varin che canto, ballo, cosa faccio? Non ve lo dico cosa faccio, no dai, è una cosa simpatica con gli ospiti che abbiamo avuto in tutti questi mesi negli studi di Radio Libertà. Pasquale da Berghem, grazie, tanti auguri. Lo so, tranquilli, e siete preoccupati perché non si potrà più dire il sì alla fine dell'inno nazionale. È una cosa veramente, io non so se riuscirò a dormire questa sera, però effettivamente il Fatto Quotidiano è l'unico che lo mette in prima pagina, gli altri giornali ancora non se ne sono accorti. L'Italia chiamò e non si può dire il sì alla fine. C'è questa nuova legge. WhatsApp, certo, c'è un audio sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Dai. Signori, buongiorno Buongiorno. Jerry, buongiorno a tutti gli Buongiorno. ascoltatori, tanti auguri di buone feste. Auguri. Oggi non voglio fare polemiche sui fatti né politici né fatti Ma di che cronaca. bravo. Dunque, 1976, il prossimo anno sono 50 anni. 50 anni fa io avevo 2 trasmissioni nella mitica Radio Rivoli. Una era Salve Piemonte e l'altra onestamente non mi ricordo ancora. Dai. E allora si faceva tutto da soli, avevo un enorme mixer. È vero. Con il lettore di cassette, il doppio lettore, Sì. mixavo i brani, eccetera. E è stata una gran bella esperienza. Non è durata molto, però col prossimo anno sarebbero le nozze d'oro, anche se poi c'è stato un divorzio. Ma al di là di quello è stata veramente una gran bella esperienza. Io avevo la trasmissione, ne avevo 2 alla settimana, finivano intorno alle 10:30, alle 11 di sera, giù di lì, e poi dopo di me c'era una ragazza con la sua trasmissione, si faceva chiamare Mezzamela, e ricordo il brano di apertura che era dei Van der Graft Generator, tema 1, via Tem 1, un pezzo bellissimo, molto bello. Chissà se qualcuno, vabbè, ormai è roba di 50 anni fa, dai, comunque veramente, ma è stata una gran bella esperienza, veramente, mi è piaciuta, e poi come tutte le cose hanno fine, poi ho cambiato, non ho più fatto niente, con la radio ho smesso. Sei Va bene, diventato poi non vi serio. racconto tutta la mia storia, altrimenti diventiamo vecchi. No. Ancora tanti auguroni a tutti, ciao. Auguri, ti ringrazio perché sai, è un po' la storia di tutti noi. Chi non ha fatto radio e comunque le ha ascoltate, le radio private negli anni 70-80, ancora adesso le ascoltate, sono pochissime quelle che danno spazio agli ascoltatori, e noi siamo una di queste. E chi vi parla, Sammy Varin, ha cominciato proprio nel 1977, quando avevo 11 anni, a giocare con mixer e microfoni, e proprio appunto nei prossimi anni farò 50 anni di radio. E ai tempi ci si divertiva davvero tirando su e giù i cursori, prendendo le telefonate in diretta. Voi ascoltatori di Radio Padania lo sapete, quando facevo in diretta dalle 6 alle 7:30 del mattino, facevo regia io stesso e filtravo le chiamate direttamente dal mixer. Una sciocchezza molto facile che però oggi molti registi non saprebbero fare. Sì, devo correre, sono in ritardo, i vostri messaggi stanno lì in frigo, non li butto da nessuna parte, ma devo andare sul quotidiano La Verità, perché la notizia della grazia di Mattarella non fa notizia su nessun quotidiano, ma per fortuna è la notizia principale della Verità. Condannato per concorso in omicidio plurimo e immigrazione clandestina, perché su quel barcone sono morte 49 persone asfissiate, Mattarella grazia uno scafista. Clemenza per chi riempie le nostre strade di soggetti pericolosi. Ieri 3 episodi.
Lo vogliamo ricordare? A Bologna, marocchino irregolare aggredisce e deruba anziana malata oncologica. Milano, ragazzino sequestrato da baby gang in centro, deve consegnare i suoi vestiti e il denaro. Teramo, un tunisino si fionda dentro casa, picchia e rapina il proprietario. Regalo di Natale da parte di Sergio Mattarella a uno scafista, scrive in prima pagina La Verità. Condannato a 30 anni di carcere per naufragio di un'imbarcazione in cui morirono 49 persone, Abdel Karim Alla Ahmad è stato graziato. I fatti risalgono a Ferragosto di 10 anni fa. La barca carica di migranti salpò da Sabrata, ma quando arrivò sulle nostre coste nella stiva i soccorritori trovarono 49 cadaveri. Rinchiusi là sotto, molti morirono asfissiati. I sopravvissuti accusarono 8 persone di aver organizzato il viaggio e tra questi l'ex giocatore libico Abdel Karim Allah Ahmad. I giudici lo condannarono insieme ai suoi compagni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione, appioppandogli in tutto 30 anni di carcere. Del suo caso in passato si era occupata anche Rai 3, lo ricorda il quotidiano La Verità, e si va avanti naturalmente con l'articolo ed è il motivo per cui forse oggi La Verità è da comprare. Che ne pensate? Ancora in prima pagina, PD e 5 Stelle respingono i danneggiati da vaccino. Scontro in commissione Covid. Per la sinistra chi ha obbedito ai diktat del governo, si è iniettato il farmaco e ha avuto effetti avversi, è un Novax che non deve essere ascoltato. Insorgono i parlamentari di Fratelli d'Italia. Ragazzi miei, è solo La Verità che parla ancora di Novax. Visto che sono sulla Verità e ci entriamo dentro, effettivamente, perché a pagina 2, a proposito di clandestini, a proposito di cronache Maranza, clandestino deruba una 73enne per il crack. La donna malata di cancro stava prelevando a un bancomat di Bologna quando è stata aggredita da un marocchino. Le ha afferrato i polsi e portato via i contanti. L'uomo è stato poi arrestato mentre stava acquistando una dose di droga. Tunisino massacra trentenne per 15 euro, cellulare e PC, caccia al complice a Teramo. E poi minore rapito per un'ora e rapinato nella Milano da bere di Beppe Sala. 2 magrebini, un siriano e un'italiana al padre. Dacci soldi o uccidiamo tuo figlio. Una notizia che ha fatto capolino su tutti i quotidiani e su tutti i telegiornali, o quasi. Per fortuna, perché forse è il caso di dire non se ne può più di questa Milano. Chiaramente l'opposizione, la sinistra, dà la colpa a questo governo. Non siete stati capaci, avevate promesso. La destra dà la colpa ai giudici, che questi signori poi li libera. La stessa cosa con gli amici dei vari centri sociali. Li conosciamo benissimo, sono sempre i soliti che fanno casino, rubano, distruggono, eccetera. Perché non sono in custodia cautelare? Perché qualcuno li protegge, signori, e questa è la verità che proprio quest'oggi arriva anche per fortuna su alcuni quotidiani. Ma intanto Mattarella perdona uno scafista. Grazierà pure il gioielliere Roggero. Il Quirinale concede uno sconto di pena ad Abdel Karim, classe 95, punito con 30 anni di reclusione per la strage in mare del 2015, nella quale morirono 49 migranti asfissiati nella stiva. Ma lui non sapeva niente, poi voleva giocare a pallone, e la clemenza di Re Sergio bacia l'ex calciatore con il concorso in omicidio. Illegale, nuova istanza di revisione. Tra gli altri 4 c'è Cioni, l'anziano che uccise la moglie malata terminale, ne ha graziati altri, ma la notizia pazzesca è proprio questa, aver graziato uno scafista è un qualche cosa che effettivamente
Chi se l'aspettava da Mattarella? Non dico niente, signori, assolutamente. Non pensate che io vada a dire e a pensare cose, non lo penso e non lo dico, ma certamente sono robe che fanno abbastanza meditare, e se avete un pensierino, qualunque esso sia, fatemi un colpo di WhatsApp. Non ci vuole niente, prendete in mano il vostro telefonino e scrivete, magari per la prima volta, al 340 6709 659. Lo ripeto, 340 6709 659. E ricordo che solo per quest'oggi, a tutti coloro che scrivono a Sammy Varin, in omaggio il video con gli auguri che ho inventato per voi. Ma guarda, questi omaggi del Sammy Varin, veramente stiamo esagerando. Sì, sono ancora sul quotidiano La Verità, oggi potentissimo, e su questa cosa chiaramente graziare lo scafista è un esempio che poi giudici e magistrati seguono, o forse è Mattarella che qualcuno dei consiglieri dici, ma stiamo scherzando, Presidente, lo sa, questa è una rassegna stampa spiritosa, però viene il dubbio, sai, che sia stato consigliato male da qualcuno, chissà chi. Pagina 14 della Verità. Ai giovani fu imposto l'mRNA. Una ragazzina può scegliere il sesso. Si fanno queste discriminazioni. Una tredicenne a piena consapevolezza nel dirsi un maschio, ma col Covid agli adolescenti non fu data autonomia decisionale. Non leggo. Vieni qua, fammi vedere cosa scrivi. Non leggo. Parlamento, pensavo fosse una parolaccia, pensavo paraculo, e no, Simone 2 dice c'è il Parlamento, il collegamento col Parlamento, non dura mica 3 minuti, allora c'è tempo, dammi ancora 5 minuti, c'ha pepe in culo stamattina, non so, capito? A pagina 14 si parla di questa discriminazione. 6 genitori litigavano, le toghe prendevano a prescindere le parti del Provax. I bambini del bosco vanno rieducati, la bimba che si sente un lui invece è matura. Questo è un paragone che fa molto arrabbiare, e signori, ve l'assicuro, e ne parla soltanto il quotidiano La Verità, e certamente ci fa arrabbiare anche su questo fatto. D'accordo, mi fermo, visto che il nostro regista insiste, e mi fermo. Prima però leggo ancora qualche messaggino, perché mi state riempiendo come non mai, e giustamente vi ringrazio per i tantissimi auguri, soprattutto per chi gli auguri ce li sta facendo inviando un sostegno economico, e questa è la cosa più grande che potete fare. Sul conto corrente postale 37671294, 37671294, sono aperte le poste oggi, sì, e anche domani. Passate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete 37671294, lo intestate a Radio Libertà a Milano, ci scrivete contributo volontario, e la cifra fossero anche quei 5 euro che, ridendo e scherzando, Sammy Varin vi chiede da tanti anni a sostegno della nostra radio. Bastano 5 euro. A proposito di Claudio Borghi Aquilini, l'articolo scritto sul Corriere corrisponde a pura verità. Ormai la Lega targata Salvini è solo un pollaio di oche starnazzanti. Difatti pochi come Giorgetti che agiscono e non starnazzano sono isolati. Caro Gino, il mio pidino, ma ci mancherebbe altro. La Lega è tante voci diverse, ma in squadra, per portare avanti ciò che il popolo vuole. Le motivazioni per cui il popolo ha votato Lega sono più di una, e per fortuna abbiamo tante voci, una diversa dall'altra. Che non ti piaccia Salvini, cosa ci possiamo fare? Tu, immagino, voti PD, o sei una di quelle delle leghe che si fa le altre leghe, e che quindi è come se votasse PD. Buon Natale. Sammy, che Dio ci conservi. Claudio Borghi Aquilini, persona preparata, ricca di buonsenso, che sa quello che dice, quindi parla con cognizione di causa. Vero, Luciana? Un bacino solo per te, ma chiaramente lo sentiremo, penso, questa sera intorno alle 18:30. Claudio Borghi Aquilini. WhatsApp al 340 67
09 659. Grazie ai tantissimi che ci stanno scrivendo. Buon Natale a voi, ma ricordate che io sono qui con voi anche a Santo Stefano, non vi mollo neanche. Un asinello stanco per un lungo viaggio stava ora in compagnia del bue in una grotta. Furono i primi a vedere il bambino Gesù. Chissà che l'uomo si ricordi di comportarsi almeno come queste due bestie per ritornare a vivere nel Natale 2025 come persone. E allora, Cainarca no, grazie Forza Sammy, Pietro invece mi sostiene, almeno uno su 1000, ama Sammy Varin, è vero, grazie. Sì, telefonano in pochi, ma non perché telefonano in pochi, perché non abbiamo tempo per aprire le linee, ti giuro, io mi sento in colpa come un ladro, ma devo fare rassegna stampa, devo leggere un po' di giornali e non riesco molto spesso ad aprire le linee. Tranquilli, perché a Santo Stefano dalle 7:30 alle 10:30 solo telefonate, ok? Oggi non parlo di politica, ma voglio il video. Ciao e buon Natale, Cristiano, a tutti voi e famiglia. Ciao da Paolo. Ah, non sei Cristiano, sei Paolo. Mi ero dimenticato il nome, vai tranquillo. Ora ti invio il video con i saluti e gli auguri di Sammy Varin, ma ci fermiamo. C'è il Qui Parlamento, linea a Simona Bordonali. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, l'anniversario della strage di Piazza Fontana lo sento in modo particolarmente profondo. Lo sento non solo come rappresentante delle istituzioni repubblicane, ma anche come bresciana, come cittadina di una comunità che sa cosa significhi vivere a lungo con una ferita aperta nel cuore della propria città. Milano il 12 dicembre 1969 e Brescia il 28 maggio 1974 sono unite da un filo doloroso e indelebile. Due piazze diverse, due momenti diversi, ma la stessa violenza eversiva. Lo stesso tentativo di colpire la democrazia seminando paura tra i cittadini. Chi vive in una città che ha conosciuto una strage sa che nulla torna davvero come prima. I luoghi cambiano significato, la memoria diventa parte dell'identità collettiva. Il silenzio delle piazze parla per anni. A Milano, con la strage di Piazza Fontana, 17 persone innocenti furono uccise e decine ferite. Fu l'inizio della stagione più buia della nostra Repubblica, l'avvio della strategia della tensione, un attacco diretto allo Stato democratico e alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. A Brescia, in Piazza della Loggia, 5 anni dopo, quella stessa violenza colpì ancora. 8 morti, oltre 100 feriti. Colpì cittadini che erano lì per difendere la democrazia, la libertà, i valori costituzionali. Colpì una città intera che da allora convive con una memoria dolorosa, ma anche con una profonda coscienza civile. Milano e Brescia condividono dunque non solo il lutto, ma anche la responsabilità della memoria, la responsabilità di ricordare che quelle stragi non furono fatalità, ma atti politici eversivi, pensati per destabilizzare il Paese, e condividono anche la risposta, una risposta fatta di partecipazione, di richiesta ostinata di verità e giustizia, di difesa quotidiana della democrazia. Ricordare oggi Piazza Fontana significa riconoscere che la nostra Repubblica è stata messa alla prova duramente e non è caduta, che quelle piazze ferite sono diventati luoghi di impegno civile, di educazione alla memoria. Come bresciana so che la memoria non è mai solo un esercizio del passato, è una responsabilità presente. E come parlamentare credo che questa Aula abbia il dovere di rinnovare ogni volta l'impegno a custodire quella memoria e a trasformarla in azione politica, in difesa dei valori costituzionali, in rifiuto netto di ogni forma di violenza e di odio, e che rigetti l'eversione a partire dal percorso culturale e formativo dell'individuo.
per le vittime di Milano, per le vittime di Brescia, per tutte le vittime del terrorismo eversivo, perché non c'è democrazia senza memoria e non c'è memoria senza responsabilità. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Bordonali. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Come bresciana. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave. Santa Maria, Santa Maria, ora pro nobis. Misericordes oculos, annos Beh, signori. Clemens, Pia, Dulcis Virgo Maria. Non potete dire che non cerchiamo quell'atmosfera di serenità, di tregua attraverso la musica. Attenzione, musica indipendente, questi sono artisti sconosciuti che non ascolterete mai. Oh, io spero sempre di sì, ma difficilmente li ascolterete su Radio DJ, lì c'è solo musica greca, adesso su Radio Capital, anche lì musica greca, su M2O, musica greca pure lì, e lasciatemi un po' ridere. Mater Misericordie, nella versione di Federico Paciotti. Questo è nato come chitarrista e si sente, fa tutte le versioni rocchettine, anche dei pezzi più storici, ma arriva dai Gazzosa, mitico gruppo di adolescenti. I Gazzosa vinsero Sanremo Giovani nel 2001.
Chi ama avvolge di rock ogni pezzo. E effettivamente questo è l'amore di Federico Pacciotti. Anche i più lontani dal rock sono avvolti di rock, e questa Mater Misericordiae la trovate nella collezione di questo artista su YouTube e sugli store digitali. Federico Pacciotti con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Buone feste a voi che mi sentite qua e là per l'Italia. Avete staccato per qualche giorno, avete fatto molto bene. Ricordate che con la radiolina DAB portate il nostro segnale in tutta Italia senza utilizzare internet. È chiaro che se avete sotto mano un computer o un telefonino, basta cercare su Facebook Radio Libertà o Lega Salvini Premier e questa rassegna stampa vi compare a qualunque ora del giorno o della notte, così come vi compare a quest'ora. E lui, ce lo abbiamo? È Alberto Acerbis, ciao! Ciao, buongiorno Sammy, scusate la voce, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti, scusate la voce un po' nasale, ma insomma il frutto di stagione ha colpito, quindi sono un po' raffreddato, spero che si senta bene. Ma allora, certo. Questo, caro Sammy, è l'ultimo collegamento in diretta prima delle feste, quindi innanzitutto voglio questo collegamento semplicemente ringraziare te, la regia, lo staff e tutti coloro che permettono questi collegamenti. E voglio salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori, perché vedete, io ho iniziato tanti anni fa a fare questo mestiere, il mondo dell'olio, dal mio papà, ancora prima dal mio nonno, e ho avuto 1000 occasioni di fare cose diverse che un semplice collegamento che poi è di un'importanza straordinaria. Abbiamo scelto di entrare nelle vostre case un po' come una vecchia bottega. Tu Sammy sai come me la penso io, quando nelle città spariscono le botteghe, bisogna cominciare a raddrizzare le antenne, c'è qualcosa che non funziona. Noi vorremmo essere con voi, ci siamo penso riusciti, visti i risultati Sammy, anche questo modo di comunicare tanto semplice quanto, devo dire la verità, anche porta dei risultati straordinari, perché io entro a casa vostra, voi entrate nella mia bottega, tanti clienti, tanti amici, tante persone in questi lunghi anni che abbiamo visto crescere, alcuni di me sono andati avanti, sono un vecchio alpino, si dice così, noi diciamo quando uno se ne va è andato semplicemente avanti, è quindi una bella storia che è continuata quest'anno si è amplificata ancora di più, quindi a queste famiglie un ringraziamento particolare. Devo dire soltanto una cosa, noi quest'anno parlando dell'olio, poi non parlo più di olio, abbiamo fatto pochissimo prodotto, la qualità è straordinaria, le analisi chimico-fisiche per una vostra eventuale dieta, per il medico sono sempre disponibili, quindi se volete prenotare l'olio, io per tutto il mese di gennaio, attenti, e febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio, sono 84 euro, 6 bottiglie da litro, chiamate 030 68 40 408 oppure c'è la pagina web Olio Acerbis, quindi io non voglio, adesso basta, soltanto grazie a tutti voi, alle vostre famiglie, un bellissimo Natale, un giorno stupendo, una radice del nostro albero, della nostra storia che non deve essere mai assolutamente tagliata, perché questa radice è l'unica radice che ci può continuare a far andare lontano. Quindi vi lascio con una frase molto bella che io ritengo straordinaria, specialmente in questo periodo, che disse una piccola donna minutissima, disse che nella vita non si deve aver paura del temporale, ma imparare a danzare sotto la pioggia. La disse Madre Teresa di Calcutta, una frase secondo me straordinaria, quindi ragioniamola così e vinceremo ancora 1000 battaglie. Vi voglio bene, buon Natale, Sammy, grazie, vai di panettone, a te non serve dirtelo, vai di panettone perché ce l'avrei lì sulla scrivania, il panettone, il pandoro, qualcosa avrei lì, divertitevi, sono giorni di festa, alla grande, sempre avanti col vento nelle nostre vele. Vi ringrazio, vi abbraccio, ciao Sammy, ti voglio bene, alla prossima. Alberto Acerbis, grazie Alberto, buon Natale a te famiglia e ricordate cari amici, dopo Natale 030 68 44 08 magari per il regalino della Befana. Ma come ha fatto a vederlo? Perché si vede un pochettino, aspetta che mi alzo, ve lo mostro, ce l'ho qua, questo è un albero di Natale, guardate un po' che bello ragazzi, è un albero di Natale tutto di cioccolato,
penso che sia un dono di Oretta Pierotti Cei, è proprio su Oretta, quella dell'angolo della musica classica il sabato alle 13. Grazie Oretta. È che, sai, c'è scritto per tutta la comunità di Radio Libertà e adesso nessuno osa aprirlo perché, noi siamo, sì, siamo un po' comunisti, lo siamo, se c'è da dividere le cose come tutti questi regalini piccoli, grandi che stanno arrivando, anche quei famosi 5 euro servono per tutta la redazione, però l'alberello, Oretta, prossima volta un po' più alto, di un paio di metri ci vuole, perché qui c'è gente che mangia, capito? Scherzo! Grazie a tutti voi che ci avete portato qualche cadeau e avete ancora tempo, gli studi di Radio Libertà sono aperti dalle 6 del mattino fino alle 8 di sera, anche oggi, anche domani. Non siamo aperti a Natale, ma siamo aperti a Santo Stefano, tutta la mattina, sappiatelo. Manderò un'offerta! Tanti auguri a te, famiglia, a tutto lo staff di Radio Libertà. Va bene 50 euro? Oh Dio, che domande mi fai? Gli altri 50 te li mando a Pasqua o li vuoi tutti in una volta? Mi fai compagnia ogni mattina, te li meriti. Ma grazie, ma no, è un onore, mi fai arrossire. 50 euro sono fin troppi, io ve ne chiedo 5 perché so che ci sono tanti problemi. Prima pensate a voi, alla vostra famiglia, ai vostri cari. Se avanzano quei 5 euro, fossero 50 o 500, certamente, quando e come potete. Noi resistiamo con le pezze al culo da sempre. Non ci compra nessuno a noi, chissà come mai, perché diciamo cose veramente che danno troppo fastidio. Ma quando va via quello del Colle, abbiamo anche noi un re Sergio. Ma che cos'è successo in Francia con quel re? Grazie per le vostre meditazioni. Ci torno poi dopo ai vostri WhatsApp perché sono in diretta anche dalle 11 a mezzogiorno. Ora torno a bomba sui quotidiani. La Verità torna a parlare della disforia di genere. Regna il caos, scrive oggi a pagina 15 La Verità. E così i giudici fanno ciò che vogliono. Un DDL presentato dai ministri Roccella e Schillaci stabilirà dei paletti chiari sui bloccanti della pubertà. In assenza di dati precisi e linee guida rimane lo spazio per verdetti allucinanti come quello di La Spezia che avete sentito in questi giorni. Ne parla oggi Francesco Borgonovo sulla Verità, ma ricordate che Borgonovo ha ricominciato a trasmettere anche su queste frequenze e proprio oggi, martedì alle ore 13, come ogni martedì e giovedì, avrà la sua trasmissione che si chiama La Cittadella, oggi ore 13, Radio Libertà. Sono su Libero, svolta in Vaticano, la mette in prima pagina Libero, la rivoluzione del Papa, il ruggito di Leone sulla curia. Leone dice basta con la smania di potere. Vian, chiuso il giubileo, inizia la stagione del rinnovamento. Anche sul Libero, cambi di sesso, gli effetti shock sui minori. Con i farmaci, ansia, osteoporosi, depressione e difficoltà di apprendimento. Ma in centropagina il ricordo di Arianna Meloni per Libero. Vi racconto i primi 13 anni di Fratelli d'Italia. Se ne parla oggi sul quotidiano Libero. Entro all'interno, oltre che Papa Leone, il quale striglia la curia dicendo basta ricercare il potere, cessino sotterfugi e smanie di primeggiare, il monito poi lo sposta verso i sacerdoti: usate i social con sapienza. A pagina 5 si ritorna ai Propal e al loro delirio senza fine. Adesso se la prendono con la fiaccola olimpica. I fanatici, per protesta contro la partecipazione di Israele ai giochi invernali, contestano i tedofori. Assaltata a Sorrento una nave della Guardia Costiera. Vergognoso. E per il nuovo presidente degli islamici, questa non la sapevate, il cristianesimo è un'eresia. Parla Yassin Baradai, 39 anni. Lui sosteneva nel 2020 che la religione di Gesù e anche l'ebraismo sono storpiamenti
del messaggio originario. Beh, questo simpatico signore è stato eletto capo dell'Unione delle Comunità Musulmane, il famoso UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha questo nuovo presidente, Yassin Baradai, 39 anni, famiglia marocchina, cresciuto in Brianza, laureato in scienze politiche alla Statale di Milano, piacentino d'adozione, ha guidato la comunità locale e fino a ieri era segretario nazionale della stessa UCOI. Mi fermo, ma c'è un bel articolone se volete capire con chi avremo a che fare nei prossimi anni. Siamo ancora sul quotidiano Libero. La super media dei sondaggi 2025, signore e signori, vede la sinistra staccata di oltre 7 punti. Dopo un anno non cambiano gli equilibri. Pagina 7, eccola qua, Mattarella dà la grazia allo scafista libico, d'intesa col Ministero della Giustizia. Concesso il beneficio a 5 persone, dall'uomo che uccise la moglie in stato terminale allo straniero che violò le norme sull'immigrazione. Durante il secondo mandato il capo dello Stato ha respinto oltre 1000 richieste, ma lo scafista è stato graziato. Paginone oggi anche sul quotidiano Libero, ma è una notizia quella delle grazie di cui parlano un po' tutti i quotidiani. Certamente la polemica la fanno soltanto i giornali di centrodestra. Anche sul cambio sesso, a pagina 10 di Libero, il dossier sui farmaci che bloccano la pubertà, osteoporosi e depressione, il prezzo per cambiare il sesso. È il centrodestra che dice no ai medicinali ai ragazzi. Giudici sotto accusa per il sì al salto di genere per un 13enne di La Spezia, una scelta ideologica. Spero per i genitori che non si penta, dice Rossano Sasso della Lega. Se siete interessati, oggi paginone, ed è uno dei pochi che dà così tanto spazio sul quotidiano Libero, che si occupa però anche della vergogna di Torino, il mistero dei soldi pubblici regalati ad Ascatasuna, il famoso centro sociale chiuso a Torino. La giunta PD si rifiuta di spiegare chi salda le bollette del centro sociale ed è giallo sulle cooperative gestite dagli antagonisti e pagate dal comune. Ne parla oggi Pietro Senaldi solo sul quotidiano Libero. E ora si lancia l'allarme Capodanno. Già, non soltanto Maranza, ma anche figli dei papà e dei centri sociali. Sassaiole con catapulte sono in preparazione. I timori delle forze dell'ordine per la sera del 31 dicembre. Gli attivisti potrebbero replicare le strategie della Val di Susa. Subito rilasciati 3 fermati, AVS dice noi sempre in piazza, e vi siete accorti come tanti rappresentanti di AVS, ma anche del PD in comune, in regione Piemonte, erano presenti alla manifestazione dell'altro giorno che ha semidistrutto un quartiere di Torino. Ma da Torino a Milano, a pagina 20 di Libero, eccola qua la ghiacciante vicenda nel centro di Milano. Milano in mano ai Maranza. Rapiscono un ragazzino e lo picchiano per derubarlo. La vittima ha 15 anni, minacciato dalla banda, è stato spogliato e obbligato a telefonare al padre per farsi inviare dei soldi. Lui dà l'allarme e fa arrestare 3 minori e un maggiorenne. 3 di loro sono nordafricani. Il paginone quest'oggi sul quotidiano Libero, ma vi dicevo, questa è una notizia che per fortuna viene replicata un po' su tutti i quotidiani. Il Corriere addirittura mette le parole del padre nel verbale alla polizia. Ve l'ho detto, la cosa che più mi ha fatto impressione è che eravamo in centro Milano, in corso Buenos Aires, alle 8 di sera, era strapieno di gente e nessuno ha detto e fatto nulla.
Siamo sul Giornale. L'imam sfida l'Italia, corrotti, l'Islam vincerà. Spunta un nuovo Shaheen, proprio sotto Natale. Il sermone shock è avvenuto a Genova, la raccolta di fondi online, una penisola da rieducare. I musulmani in Italia hanno bisogno di apprendere la dottrina islamica, soprattutto in un ambiente corrotto come quello italiano. È un giudizio espresso da Elil Vago, Shaikh maestro Abu Mariam, in un video pubblico. Bene, cioè male, malissimo. Tra le segnalazioni in prima pagina, oggi sul quotidiano Il Giornale, immigrati, libri, poltrone, gli affari di Mister CGIL. L'immigrazione è il nuovo oro nero della CGIL, una montagna di soldi parte dall'Unione Europea e finisce nella cassaforte del sindacato. L'editoriale di Tommaso Cerno si intitola Il sesso non si fa, ma si cambia. Molto, molto interessante. Entriamo un attimo all'interno del quotidiano Il Giornale. Vi dicevo, il nuovo business CGIL è quello dei migranti. 3,5 milioni percorsi e permessi. Gli affari di Mister CGIL, 2 paginoni oggi, pagina 2 e 3 del quotidiano Il Giornale, dedicati a Landini, scrittore a caccia di poltrone, si fa sponsorizzare dai suoi sindacalisti, ma anche sulla Schlein, con l'analisi di Augusto Minzolini, che racconta che Schlein è come la Cinquetti. La nostra leader non ha l'età, ma può bruciarsi a 40 anni. I dubbi di PD e degli alleati dovrebbe aiutare lei a individuare un candidato vincente, e i grillini la graffiano, non ha sherpa attorno che le dicano la verità. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Giornale, che ricorda a pagina 4 il pericolo estremismo e il sermone shock dell'imam Mariam, che ha detto: l'Italia è corrotta, l'Islam è la soluzione. Ecco il nuovo predicatore di Genova: la nostra fede farà bene alla penisola. Insorge la Lega ed è ancora una volta l'unica che si fa sentire su questo argomento. A Torino, la nuova Val di Susa, catapulte contro gli agenti, ma anche, più in basso, il sequestro da incubo dei Maranza a Milano. Rapinato e denudato un quindicenne, la denuncia al 112 dal padre. Paginone a pagina 5 del quotidiano Libero, che si occupa poi del cambio sesso. Per fortuna arriva la stretta, i medici zittiscono le lobby. Pronto per gennaio il protocollo sugli iter delle transizioni, registro dei gender, visite psichiatriche obbligatorie contro le somministrazioni facili. 2 pagine oggi sul quotidiano Il Giornale su questo argomento, con l'intervista a Paola Concia: la disforia di genere non è ideologia, no a iter frettolosi. Lo dice la Paola Concia, che è attivista LGBT. Piano con la triptorelina, ogni caso a sé. Intervista ad Alessandro Gracis, l'avvocato diventato lei. Passaggio non tabù, interventi definitivi solo dopo i 18 anni. Io ho aspettato 50 anni, dichiara Alessandro Gracis. E poi nella stessa pagina il commento di Francesca Albergotti: un tempo questi erano solo maschiacci. Vi ricordate? Si usava dire così negli anni 70-80, quando una ragazza si vestiva da ragazzo, si diceva è un maschiaccio, eh? Anche mia figlia Tabata, devo dire, ma ormai tutte le ragazze, se non vanno in discoteca, si vestono tutte uguali da ragazzo, con quei pantaloni larghi, ancora un po' e mette i miei. Siamo sul quotidiano Il Tempo, corro, soccorso rosso in prima pagina sul Tempo, tremano e tramano, non toccate lo spin time. Dopo l'inchiesta del Tempo sugli immobili da sgomberare, la sinistra si schiera a favore dello storico simbolo dell'occupazione abusiva a Roma. Richiesta di incontro al prefetto e un'interrogazione di AVS al ministro Piantedosi. Soccorso rosso. E naturalmente a voi la domanda che vi sto facendo in questi giorni: ma i centri sociali sono sinonimo
di qualcuno che non rispetta le leggi o ce n'è qualcuno che fa anche delle cose giuste? 340 6709 659. In poche parole, sono tutti quanti da chiudere? Daniele Capezzone scrive: toccateli tutto, ma non i loro compagnucci occupanti. Il suo editoriale quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che si occupa anche degli autobus flambé, quelli che ogni tanto prendono fuoco. Sono stati tutti ritirati. La casa costruttrice li ha richiamati in fabbrica per verifiche sui sistemi propulsivi ibridi. A sé come lei, vabbè che fa frecce, però se ti prende fuoco l'autobus non è bello. Siamo sul Tempo, nella rossa Bologna, case agli ecologisti, premiato chi grida all'antifascismo. Il mio PD abbia la forza di prendere a pedate ogni forma di violenza. Non c'è solo Askatasuna a parlare. È il senatore Dem Walter Verini, Mosca Bianca, senatore del PD, che dice: i cortei pro-PAL danno enfasi a un odio pericoloso. Sbagliato pensare che a ogni emergenza ci debba essere Piantedosi, anche perché poi, ribadisco e discoriva, poi ci sono i giudici che fanno il resto. Siamo su Repubblica, manovra, un altro stop, il titolo principale, saltano 5 norme dopo i dubbi del Quirinale, c'è anche quella sui lavoratori sottopagati, irritazione di Meloni, opposizione all'attacco. Giorgetti dice: la mia non è austerità, ma prudenza. E proprio sulla manovra, naturalmente, il quotidiano Repubblica ci dà tante randellate. Bloccato in extremis, blitz contro i lavoratori poveri. Giorgetti: non c'è austerity. L'irritazione di Meloni davanti ai ministri: mi tocca pure rivedervi. C'è una battuta, viene presa come irritazione, va bene, ma siamo su Repubblica. Mentre il PD festeggia: evitato colpo di mano sui salari, ma è scontro sulla caccia. L'intervista immancabile, ragazzi, no, veramente era un po' che non lo intervistavano. Matteo Pucciarelli intervista il leader dei Verdi, Bonelli. Il condono per fare voti, il governo ammicca l'illegalità, il centrodestra è in grandissima difficoltà. Lo sapevate? Alla Premier sta tremando il terreno sotto i piedi. In campagna le è già andata male. Chi ha pagato le tasse e ha rispettato le regole ritroverà i propri soldi utilizzati per saldare gli oneri di urbanizzazione di chi se n'è infischiato. Oggi su Repubblica, intervistato il grandissimo Bonelli. Decreto armi verso l'ok, restano gli aiuti militari. In Consiglio dei Ministri il 29. La Lega ottiene modifiche su premesse e supporto civile. La Premier dice la frasettina che a me non piace: se vogliamo la pace, l'unica via è la deterrenza. Quindi, in poche parole, armiamoci. E non ha detto ancora il partite, per fortuna. Italia chiamò sì, non sì, mi raccomando. 20 minuti in Balia del Branco, quindicenne spogliato e rapinato. Ne parla anche Repubblica in un paginone a pagina 23. Chiaramente la colpa sarà del governo, ancora non sono uscite le polemiche. Aspetta un attimo, con l'intervista alla mamma oggi, sul Corriere c'è il verbale del papà, l'intervista invece di Massimo Pisa e alla mamma di questo sfigato che è stato accerchiato in pieno centro di Milano da alcuni Maranza, figli del barcone, of course, che gli hanno tolto tutto. Potevano ucciderlo, nessuno lo ha aiutato. Milano vive nell'indifferenza. Mio figlio, dopo l'aggressione, ha implorato i passanti, ma non ha trovato qualcuno disponibile a soccorrerlo. Che rabbia! Ve l'ho detto, la rabbia non è tanto per questi Maranza che girano tranquillamente per Milano e sono ormai loro i padroni. La rabbia è che nessuno ha osato dire niente. Eravamo in Corso Buenos Aires, pieno centro a Milano, che le auto vanno tutte a 2 all'ora perché ci sono le piste ciclabili e quindi anche uno in automobile avrebbe potuto mettere questo cazzo di freno a mano, aprire la portiera e uscire. Nessuno ha detto niente, compresi i passanti, certo, tutti ben pensanti che hanno fretta di andare a lavorare o di comprare gli ultimi regali. Mentre i Maranza denudano un quindicenne, voi non dite niente?
Dazi cinesi sui formaggi europei, Italia e Francia le più colpite. A ogni azione corrisponde una reazione, certamente. Dopo la carne di maiale, adesso la volta di latte e formaggi. Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato che da oggi entreranno in vigore dazi provvisori aggiuntivi che vanno dal 21,9 al 42,7 su determinati prodotti lattiero-caseari importati dai paesi dell'Unione Europea. La decisione arriva dopo un'indagine avviata dal governo cinese il giorno dopo l'imposizione da parte dell'Unione Europea dei dazi fino al 45,3% sui veicoli elettrici. E qui naturalmente mi fermo, ma ne parla con un bel paginone il quotidiano Repubblica a pagina 33. Me ne vado? Sì, ci sarebbe anche La Stampa, ci mancherebbe altro, con un articolone a pagina 13 su Giorgetti, il leghista ragionevole alla ricerca dell'ennesimo compromesso. La Stampa lo fa già Presidente della Repubblica, a me va benissimo. Le grazie del Presidente, signori, a pagina 16, eccoli qua, tutti i graziati, compreso l'ex calciatore scafista per sbaglio, scrive La Stampa, in fuga dalla Libia, che aveva in stiva 49 morti e non se n'era accorto perché stava guidando così bene. E infine il Natale, il pranzo di Babele, cioè mettiamoli tutti d'accordo per la notte di Natale. E dai, onnivori, vegani, celiaci, la sfida per superare le diversità intorno al tavolo. Fammelo vedere, questo è bellissimo, questo articolo. Ingredienti comuni per i menù, segreti per un pasto che accontenta tutti, signori. Oh, io sono diventato analcolico, bevo la birra analcolica e le ho trovate anche quelle buone. Se volete farmi un regalo, birra analcolica di qualche marca particolare. Me ne vado, mi fermo, c'è l'editoriale del direttore, io sono in ritardo, una volta tanto io sono in ritardo, ma ritorno è una minaccia alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.